Allora, siamo con Matteo Paghera, il tecnico appunto della Sverona. Mister, le chiediamo un giudizio su questa partita. Siamo sfortunatamente in svantaggio con un autogol, poi avete rischiato di andare sulle pari se non fosse stata quella parata della Chiocca. Ma sì, è stata una partita, diciamo, ben giocata da tutte e due le squadre. Noi il valore della Ternana lo conoscevamo, hanno ottime qualità, hanno un calcio molto intenso e nei primi minuti siamo partiti bene e magari potevamo fare anche un pochino meglio nelle occasioni che sono capitate. Poi un po' abbiamo preso un gol un pochettino strano, diciamo, perché ce siamo fatte da sole e abbiamo cercato di reagire, però insomma non è mai semplice giocare contro una squadra come la Ternana. Ecco, della tua squadra che ha apprezzato di più quest'oggi? Ma la voglia sempre di non mollare mai, di lottare fino alla fine, di provarci sempre e ripeto, a volte ci viene bene, a volte ci viene meno bene, abbiamo avuto delle occasioni, lì forse dovevamo essere un pochino più cattive, più determinate per fare gol, però brave le ragazze, adesso pensiamo subito alla prossima partita. Squadra, tra le altre cose, che cerca sempre di giocarlo la palla, non con triangolazioni, con passaggi, insomma, non è che butta là il pallone dove Cer- viene viene. Cerca di giocarla perché le ragazze hanno la qualità per farlo, quindi è un nostro modo di vedere il calcio, un nostro modo di proporre il calcio, ripeto, a volte ci viene bene, a volte ci viene un pochino meno bene, però l'idea deve essere sempre quella. L'obiettivo? L'obiettivo è migliorare possibilmente il campionato dell'anno scorso e quindi già da domani pensare alla prossima partita. Grazie. Prego. Fabio Melillo, insomma la vigilia è stata un po' tormentata, però alla fine insomma, un successo meritato contro una squadra che ha dimostrato di essere una buona squadra, che non butta via mai la palla e che la gioca, come del resto la Ternana. Sì, abbiamo fatto una settimana difficile, un po' perché purtroppo viviamo di risultati e a Parma è uscito fuori un risultato che non ci piace, ma che è andato oltre i demeriti nostri, insomma, una partita un po' che si è sviluppata in maniera tipica e ci ha penalizzato. Abbiamo analizzato bene tutto per bene con le ragazze che sono state molto intelligenti, poi avevamo tante assenze che potevano penalizzarci, ma come ho detto nel prepartita, quest'anno la squadra è più forte, quindi anche in una situazione così siamo più forti dello scorso anno. Ho detto questo alle ragazze e loro l'hanno dimostrato contro una grande squadra, cioè Verona è forte, Verona dall'anno scorso ha fatto i punti delle prime sempre, fatto salvo l'inizio di campionato scorso. E noi volevamo una risposta da dare in campo contro una grande squadra perché abbiamo bisogno di confrontarci con un avversario forte e uscirne fuori. E oggi le ragazze hanno dimostrato tantissimo lottando su ogni pallone, sacrificandosi tanto e abbiamo fatto una vittoria meritata contro una squadra che gioca bene, ben messa in campo, ha un'idea di gioco ben precisa che prevede possesso e sviluppo palla a terra e ne abbiamo concesso poco perché i ragazzi hanno marcato anche tutte le linee di passaggio oltre agli avversari, sempre in 2-3 a saltare addosso a un avversario. È stato veramente un bel vedere e sono contentissimo di questa affermazione. L'ultima cosa, nel senso, oggi diverse ragazze, no, che magari non sono state utilizzate con utilità, la Portarelli, la Wagner, la Quazzico, eccetera, direi protagoniste assolute, buona partita anche da parte loro. Ottima. Wagner per me è stata la migliore in campo. Ha comandato il gioco, ha preso la squadra per mano, ha fatto tantissimo. Lei alla fine partita l'ho abbracciata e gli ho detto che deve essere questa. Lei ha una qualità importante. E Porcarelli è fantastica, inesauribile negli uno contro uno, nel portare in giro tutta la difesa loro. E Quazzico pure già quando è impiegata fa sempre molto bene. No? Sono contento perché ecco,
Sono ragazze che venivano da percorsi diversi, da squadre non di vertice dello scorso anno, ci erano piaciute, le abbiamo prese, le abbiamo aiutate a crescere e oggi hanno dimostrato di essere degni di un campionato di vertice come può fare la Ternana. Come si sta lassù? Ah, su, Visto che sempre la bene. Lazio ha perso, Sì, vedi, il Cesena del mio amico Alen Conte è una sorpresa attualmente, sta facendo molto bene e ha fatto un grande risultato. Io penso che il campionato è equilibrato, se le ragazze prendono coscienza che tutte le partite si possono fare, poi vedi che riusciamo a saltare addosso anche alle altre. E, insomma, bene, siamo in alto, ma la classifica è molto corta. Siamo noi Lazio e Cesena, a 2 punti c'è il Parma. Ecco, questo tante volte, ecco, oggi il Parma vince Arezzo con il nostro stesso risultato, però giocando al Comunale, credo. Quindi per me vuol dire tanto perché l'Arezzo pure non è una cattiva squadra, sono tutte molto equilibrate. E ci tenevo, colgo l'occasione perché ho letto stamattina prima di venire al campo di un bambino di 10 anni che è scomparso qui a Narni, Mattias, e quindi dato che viviamo qua noi praticamente ci tenevo a dedicare questa vittoria alla famiglia qualora arriva il messaggio, perché quando sono queste cose che riguardano i bambini sono, per me che ho 2 figlie, veramente tragiche. grazie, ti fa onore aver chiuso questa chiacchierata, appunto, segnalando questo che è veramente per tutta la comunità un grave lutto. Sì, Grazie. grazie a voi. Per Bepi TV, Federica De Criscio, capitano Ternana, c'è stata subito la reazione, insomma, seppur con una squadra importante come si è dimostrato alla Sverona. Sì, dovevamo avere una reazione, ci è stato fatto notare, noi siamo andati in campo per portare a casa il risultato, credo che dai primi minuti abbiamo messo in campo il meglio di noi. Sapevamo che era una partita difficile perché il Verona è un'ottima squadra, è organizzata e noi oggi abbiamo dato una prova di grande carattere, credo che questo era quello che dovevamo fare di più rispetto a dimostrare il nostro valore tecnico. Il campionato che insomma dopo la sconfitta di Parma si è riaperto inaspettatamente, nel senso 3 squadre a 18 punti. Sì, è un campionato lunghissimo, sappiamo che è un campionato difficile, bisogna lavorare, ovviamente come ho già detto vincerà chi sarà più costante e ovviamente tutte le squadre possono portare via punti e tutte le partite saranno importanti, quindi si va avanti a testa bassa, si lavora e giochiamo partita dopo partita. Tornando un attimo alla partita, tante assenze, anche oggi nonostante questo insomma la squadra ha risposto in maniera direi superlativa. Sì, le assenze sono state tante, ma questo non deve essere assolutamente un alibi. Noi sappiamo la nostra forza, sappiamo che ognuna di noi può dare qualcosa. Abbiamo dimostrato che chiunque va in campo può dare il meglio e oggi l'abbiamo dimostrato, abbiamo portato a casa un ottimo risultato, abbiamo messo in atto un'ottima partita, soprattutto di carattere, quindi andiamo avanti con il nostro lavoro. Grazie. Grazie.